buongiorno. Siamo di nuovo qui a un appuntamento virtuale con le conferenze organizzate dalla Biblioteca Provinciale Claudio Augusta di Bolzano. Questa è la quinta conferenza che stiamo realizzando. Abbiamo per voi un ospite giovane. Si tratta di Raul Melotto, un giovane bolzanino che da anni però si è trasferito a Bologna. L'abbiamo conosciuto recentemente nell'occasione di alcune presentazioni di libri da lui scritti, in particolare quello dedicato a Lorenzo Bernini, una guida ragionata sull'artista in Italia, le sue opere appunto presso le gallerie, le chiese, i musei. Lo abbiamo conosciuto anche attraverso il libro di Caravaggio, dedicato appunto a Caravaggio, anche la sua opera invece dedicata a Rainer Maria Rilke, il titolo è appunto Rainer Maria Rilke, l'altro Orfeo, e anche in occasione della presentazione di un simpatico e utile manuale per l'apprendimento della scrittura che ha presentato sempre qui presso il Centro Trevi un paio di anni fa in occasione delle nostre serate dedicate all'incontro con gli autori. Raul Melotto, dicevo appunto, è un giovane originario di Bolzano che ritorna in questa città, ha una appunto nutrita bibliografia e oggi lo incontreremo perché ha di nuovo pubblicato una guida ragionata dedicata ad un artista, questa volta un'artista donna. Parlo di Artemisia Gentileschi, una donna che nel 1600 lavorava presso la bottega del proprio padre e che faticosamente e lottando duramente contro pregiudizi dell'epoca ha potuto esprimere appunto il proprio talento, coltivarlo e soprattutto lasciarcelo in eredità nel nostro patrimonio artistico e culturale. Attraverso il libro di Raul Melotto potremo conoscere meglio questa giovane artista e soprattutto questa donna, le sue difficoltà, ma soprattutto il grande tesoro che ci ha lasciato e individuare e conoscere anche come e dove si trova ed è possibile ammirarlo in Italia. Vi lascio con il nostro autore, vi ringrazio per la vostra attenzione e ricordo che la Biblioteca Provinciale in questo periodo vi permette di accedere anche alla piattaforma BiblioWeb, anzi vi invita ad accedere alla piattaforma BiblioWeb se avete piacere di scaricare degli ebook o leggere dei giornali online. Questo è lo strumento più idoneo e facile da utilizzare gratuitamente. Per qualunque cosa, per qualsiasi informazione, rivolgetevi appunto alla biblioteca. Noi siamo reperibili allo 0471 26 44 44 oppure via mail all'indirizzo info@bpi.claudiaugusta.it. Vi ringrazio, buona salute a tutti e restiamo a casa. Una bussola, uno specchio da Toletta. Due oggetti che ho selezionato quest'oggi per parlarvi del mio libro. Possono sembrare oggetti insoliti per trattare un argomento d'arte, il mio libro si occupa di arte, è una guida d'arte, tuttavia hanno parecchio a che fare con lo spirito dell'opera e con il tema che tratterò per spiegarvi la natura del mio libro. Cominciamo dallo spirito del libro, forse lo sapete già, si tratta di un libro inserito in una collana dal titolo Guide d'artista. Scopo di queste guide è introdurre il lettore a un viaggio attraverso l'Italia alla scoperta, nei suoi musei, nelle sue chiese, nelle sue collezioni d'arte, dell'opera di un artista. Quindi si tratta di una monografia sviluppata come un viaggio. Attraverso questo viaggio, per chi legge il libro, è possibile ricostruire la vita dell'artista, la sua esperienza, le sue tappe. Questi artisti del passato, Artemisia nello specifico si è spostata molto nel corso della sua esistenza. Questi artisti quindi hanno avuto a che fare per forza di cose con il viaggio, ed io che ho ricostruito l'opera di Artemisia attraverso l'Italia, partendo da Firenze, spostandomi verso Roma, poi verso Napoli e così via, posso garantirvi che è stato necessario orientarsi. Cosa significa orientarsi quando si va alla ricerca delle opere di un artista? Beh, significa programmare
dei soggiorni, dei viaggi, degli spostamenti, imbastire una logistica di cui peraltro il volume è fornito, e significa spesso e volentieri, nello spostarsi anche all'interno di una stessa città, da un museo all'altro, da un sito d'arte all'altro, significa orientarsi con mezzi molto simili a quelli della bussola. La bussola, lo sapete, ci indica sempre il nord, e grazie a questo noi possiamo, anche se siamo in mare aperto o nel bel mezzo di un bosco, di un fitto bosco, orientarci. Con Google Maps e con strumenti ben diversi, il sottoscritto ha potuto nel corso di un anno circa muoversi all'interno delle città d'arte italiane, quelle che vi ho menzionato prima, e riuscire a ottimizzare gli spostamenti da un museo all'altro, a volte a piedi, a volte con i mezzi pubblici, a volte anche in taxi. Lo specchio. Lo specchio, vi dicevo, uno specchio da Toletta, uno specchio quindi con cui una donna, una ragazza, una signora possono farsi belle, truccandosi il viso, guardandosi, magari preparandosi per un appuntamento galante. La protagonista del mio ultimo libro, della guida d'artista, apparsa ancora a fine 2019, è Artemisia Gentileschi, una donna pittrice del Seicento, una rarità nella storia dell'arte. Non sono molte le donne che tra 5 e 600 si affacciano sul mondo dell'arte. Artemisia Gentileschi peraltro è l'unica donna che riuscirà ad affermarsi a livello internazionale come pittrice, la prima donna nella storia dell'arte in assoluto a entrare in un'accademia d'arte. Le accademie d'arte erano istituzioni riservate ai soli uomini. L'unica donna ad aver lavorato nel corso di una vita piuttosto lunga, vivrà circa una sessantina d'anni, nasce nel 1593, muore agli inizi del 1650, forse di peste a Napoli, il suo ultimo soggiorno. Nel corso di questa esistenza piuttosto lunga per una donna del tempo, un'esistenza dove lei avrà più di un marito, compagno di vita, più amanti, più figli, lei lavorerà per i principali committenti del tempo, collezionisti d'arte del calibro di Cassiano dal Pozzo, dal Ruffo. Lavorerà per regnanti d'Europa, per la regina di Spagna, per il re d'Inghilterra. Insomma, una donna che già nel secolo in cui visse fece conoscere il suo nome in lungo e in largo. Questo accadde in virtù di cosa? Di un talento straordinario maturato ancora presso la bottega del padre. Lei era figlia d'arte, figlia di Orazio Gentileschi, un pittore di stile caravaggesco che visse a Roma proprio a cavallo tra 5 e 600 per terminare poi i suoi anni di vita presso la corte di Carlo I d'Inghilterra. Artemisia Gentileschi si forma presso la bottega del padre e come ragazzina di bottega non può frequentare, non può avere l'istruzione regolare che avrebbe un qualsiasi artista del tempo. Ve l'ho detto poc'anzi, ad esempio non può iscriversi in un'accademia d'arte in quanto donna. E non solo, le sono anche precluse le sedute di pittura dal vero. Cosa significa pittura dal vero, pittura dal naturale? Avere davanti un modello, uomo o donna che sia, magari anche nudo, svestito, semisvestito, che il pittore apprendista può raffigurare e calare poi magari in una scena di storia sacra o profana. Questo tipo di formazione era fondamentale per l'apprentissage di un pittore. Artemisia non può accedervi regolarmente, presso un'accademia si tenevano appunto sedute di disegno dal vero. Cosa dovrà fare Artemisia? Dovrà arrangiarsi, come d'altronde fecero anche tanti altri artisti al tempo, Caravaggio in primis e anche lo stesso padre Orazio. Si arrangerà con modelli improvvisati. Esistevano già dei modelli che si facevano pagare al tempo per posare davanti a un pittore o a un artista. Questi costavano e nella casa di Artemisia i soldi non erano poi così tanti, quindi lei si dovette arrangiare e improvvisare delle sedute di pittura con modelli in posa che erano ragazzi, garzoni, inservienti di casa. I primi passi Artemisia li muove probabilmente con dipinti, tele di piccolo formato, oli su tela, quadri da camera, destinati quindi a una committenza privata, pittrice di appena 15-16 anni e si esercitava Artemisia con una donna che viveva a servizio di Orazio Gentileschi presso la loro dimora in via Margutta a Roma,
di nome Tuzia. Abbiamo un dipinto, forse uno dei primissimi realizzati di mano da Artemisia, che rappresenta una vergine che allatta il bambino, una Madonna del latte, realizzata probabilmente con la presenza come modella di questa Tuzia. Sappiamo queste cose perché ci sono degli atti di un processo piuttosto importante che ha reso nel bene e nel male famosa anche il nome di Artemisia al tempo, un processo intentato, istruito dal padre Orazio nei confronti di un pittore di nome Agostino Tassi per aver violentato la figlia nel maggio del 1611. Il processo, ripeto, fu famoso al punto che conserviamo ancora oggi tutti gli atti del processo, e dagli atti del processo, dalle testimonianze, dai vari testi che sono stati ascoltati nel corso della procedura processuale, sappiamo che Artemisia si esercitava in casa proprio con questo genere di pittura. Molto probabilmente un pomeriggio piovoso, il 6 maggio 1611, Artemisia si stava proprio esercitando con una Vergine del Latte, con modella Tuzia. E in quel mentre giunse in casa, non c'era nessuno, non c'erano il padre, non c'erano i fratelli di Artemisia, la madre era morta già da tempo, giunse in casa Agostino Tassi, pittore, quadraturista, maestro di prospettiva, autorizzato dal padre Orazio stesso in quel periodo a entrare e uscire liberamente di casa. Perché? Perché dava lezioni alla giovane artista. Orazio nutriva un progetto ambizioso per questa ragazzina che aveva del talento, quella di formarla, benché non potesse accedere, ripeto, a una formazione regolare di accademia, formarla come artista a tutto tondo, cioè capace di creare un paesaggio, dell'architettura in rigorosa veduta prospettica e di popolare poi queste ambientazioni con figure di eroi e eroine tratte dalla storia sacro-profana. Quindi darsi alla pittura di storia. Un artista di questo genere avrebbe potuto ambire a grandi committenze. Già tra il 1609 e 1610 Artemisia si stava formando in questa direzione. Agostino poteva entrare in casa di Artemisia e darle lezioni privatamente. Agostino era un uomo di 30 e rotti anni al tempo, scuro di capelli, alquanto prepotente dei modi, lo chiamavano lo smargiasso per la Roma del tempo. Agostino Tassi in quel pomeriggio di maggio, probabilmente, lo sappiamo dagli atti del processo, riesce con l'aiuto di Tuzia. Quindi Tuzia, che era un'amica e una confidente di Artemisia, quel pomeriggio tradisce in qualche modo la fiducia della sua compagna. Con l'aiuto di Tuzia si insinua nella camera di Artemisia e la violenta. Seguiranno mesi dove Artemisia non denuncia la cosa e tiene tutto per sé, e peraltro continua a frequentare Agostino Tassi, che senza preoccuparsi minimamente della gravità di quanto è accaduto, si fa vanto anche di quello che ha combinato in casa di Artemisia e ne parla per esempio con amici comuni con Orazio, una sorta di confidenza tra uomini, una confidenza sconcia, violenta e cameratesca. Tra questi confidenti di Agostino Tassi c'è anche Cosimo Quorli, il furiere del Papa, uno dei principali fautori, mediatori per le committenze del padre, sul quale peraltro Orazio Gentileschi, il padre di Artemisia, contava forse per lanciare la propria figlia nel mondo della grande committenza romana, del patriziato romano. Sono questi due personaggi che probabilmente vessano, addirittura scherzando su quanto è successo quel maggio del 1611, vessano la povera adolescente Artemisia, la quale impugna a un certo punto la tela e fa quello che sa fare. Di sicuro il padre deve averla aiutata, in questo ignaro chiaramente, ripeto, di quanto stesse succedendo, lo scoprirà solo più tardi e poi istruirà il processo, siamo già nel 1612, ma per tutto un anno Artemisia si confronta con che cosa? La vergogna e l'onta di quanto ha subito, e sceglie quindi un soggetto per rappresentare quanto è accaduto, e il soggetto non cade a caso, sceglie Susanna i Vecchioni, un soggetto sacro, di storia sacra, proveniente dall'Antico Testamento e che apparteneva a una tradizione ben precisa,
quella della pittura veneta rinascimentale. Vi faccio vedere un esempio. Il Tintoretto, ancora nel 1555-1556, aveva rappresentato Susanna in una sontuosa versione. Questa giovane, bellissima donna si ritrae in uno specchio da Toletta, come quello che vi ho mostrato all'inizio, ignara di essere osservata e concupita da due anziani signori, i quali di lì a poco la ricatteranno, la minacceranno perché si conceda sessualmente a loro. Vedete, in questo caso Tintoretto ci mostra una donna matura, formosa, circondata da oggetti da Toletta, assolutamente desiderabile nella sua bellezza e nella sua innocenza. Guarda però verso lo specchio con una leggera divaricazione delle gambe, come a mostrare il suo sesso allo specchio, non a noi ovviamente spettatori e nemmeno ai due vecchioni che con la loro testa calva, lucida, fanno di tutto per sbucare dal fondo del quadro. Un soggetto come questo stimolava la vista e, come posso dire, la fantasia degli spettatori committenti del tempo in una chiave tutta voyeuristica. Artemisia, scegliendo questo soggetto, non vuole dare una lettura erotico-sensuale del tema biblico, vuole invece rappresentare tutta la violenza del ricatto dei due vecchioni e vuole in questo modo accentuare una sfumatura drammatica dell'episodio, quasi si medesimasse in quella Susanna. Ecco la versione di Artemisia Gentileschi che ho scelto non perché il quadro sia conservato in qualche museo o chiesa italiana, paradossalmente ve ne parlo anche se non ne è trattato nella guida, che si occupa prevalentemente delle opere di Artemisia in Italia, ma la cui effigie è stata scelta, pensateci bene, per la copertina del mio libro. Perché l'abbiamo scelta e perché ve ne parlo? Perché vedete, la Susanna di Artemisia è una ragazza molto più giovane, che è ben consapevole della presenza dei due vecchioni ed è colta nel momento in cui respinge con tutta la violenza di cui è capace, con tutta la volontà di cui è capace, la sconcia profferta. Molto probabilmente Artemisia in questa figura si autoritrae, è il nudo di una florida ragazza di 17-18 anni, ma è un nudo per nulla idealizzato, alquanto realistico, probabilmente frutto proprio di una seduta di pittura davanti a uno specchio. Artemisia, nel raffigurarsi come Susanna, non ha i capelli acconciati come le dame di Tintoretto o di Tiziano, respinge con questo gesto deciso, ripreso probabilmente da una stampa del Carracci, i due anziani, e se guardiamo bene questo quadro ci accorgiamo che i due anziani non sono propriamente anziani. Uno dei due è un uomo maturo, leggermente calvo, ha un principio di canizie e barba e capelli brizzolati. L'altro, al contrario, è giovanissimo, scuro di capelli e nel pieno vigore della sua gioventù. Non è difficile immaginare che questi due vecchioni così singolari e così differenti dalla tradizione iconografica siano probabilmente delle effigi di personaggi che Artemisia conosceva e frequentava veramente. Forse sono proprio ritratti di Cosimo Quorli e di Agostino Tassi. Agostino Tassi, c'è stato descritto in più di un documento del tempo, era proprio scuro di capelli e poteva avere all'incirca l'aspetto che Artemisia dona a uno dei due vecchioni in questo dipinto. Questo dipinto è un esempio, secondo me, eclatante dell'originalità dell'arte di Artemisia, quella cioè di interpretare soggetti di pittura sacra o profana con una propensione a sfumature, a significati tutti personali, originalissimi, che appartengono a lei, alla sua esistenza, al suo vissuto, come se in qualche modo, in anticipo sui tempi, si calasse di volta in volta in una prospettiva esistenziale nella dimensione di pittura sacra o profana. Questo dipinto diventa così un perfetto lasciapassare di Artemisia per che cosa?
per il suo futuro di pittrice di corte. Dopo questo quadro si farà notare, questo peraltro è un quadro che esce dalla bottega del padre, ma che, ed esce probabilmente negli anni in cui, nei mesi in cui Artemisia sta affrontando il processo, insieme all'accusato Agostino Tassi, tanto che viene firmato da Artemisia questo dipinto. Nella base in pietra che si vede sullo sfondo, in basso, dietro la gamba, sull'ombra tracciata dalla gamba di Artemisia, si legge l'anno del disegno in cui è stato fatto e la firma Artemitia Fecit, cioè l'ho fatto da Artemisia, 1610. Di lì a poco ci sarà il processo, Artemisia riuscirà a vincere la causa, Agostino Tassi verrà riconosciuto colpevole e a quel punto potrà andarsene da Roma, sposandosi poi un pittore di Firenze, e con questo dipinto farsi conoscere presso la corte di Cosimo II de' Medici. Di lì a poco poi il suo nome diventerà celebre per tutta Europa. Ho scelto questo quadro perché in un certo senso è la sintesi di quello che spiego nel mio libro, che è insieme una biografia molto empatica, con molti episodi che ho ricostruito studiandomi gli atti processuali, l'epistolario di Artemisia. È una biografia empatica con il personaggio, dove cerco di raccontare a tutti gli effetti quello che ha vissuto questa straordinaria eroina e campionessa dell'arte del tempo, e allo stesso tempo è una guida con la quale chiunque si metta in viaggio leggendola potrà orientarsi attraverso la produzione artistica della pittrice. Vi ringrazio dell'attenzione e nella speranza di rivedervi presto, magari proprio presso la Biblioteca Claudia Augusta di Bolzano, per parlarne in presenza, vi auguro un buon pomeriggio.